Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Eccomi qua carissimi amici, siamo a sabato 15 marzo, metà mese già passato, un marzo piovoso, ma noi non ci facciamo spaventare, anche perché con me oggi c'è un amico, un chitarrista, una persona davvero molto interessante da conoscere e da ascoltare. Benvenuto Davide Montenovi. Ciao Oretta, grazie, ciao a tutti. Grazie a te. Allora tu sei arrivato qua con la tua chitarra, ti sei portato anche uno sgabellino, però non occorre perché riuscirai a suonare in diretta per i nostri ascoltatori. Sarà un programma tutto esclusivamente in diretta, vero Davide? Sì, esatto, suoneremo delle cose, non ascolteremo niente in playback. No, non ballare con la gamba. Mai mi permetterò. Per tutto rientra e tutto si amplifica. Allora, Davide Montenovi ha iniziato il suo percorso formativo da ragazzo, no? Da ragazzino in diverse scuole civiche milanesi che tu avevi iniziato a frequentare. Successivamente poi però hai cominciato a studiare chitarra elettrica per poi passare alla chitarra classica, no, acustica prima, strumento che aiutami tu, perché hai fatto un percorso abbastanza un po' insolito se vogliamo, Davide. Sì, esatto, io ho cominciato da piccolo, avevo 6 anni quando ho cominciato a studiare chitarra classica, è stato il mio inizio, ma in realtà non mi sono mai riconosciuto in un genere in particolare. Balla molto il nostro chitarrista. Sono un Ha ottimo 2 gambe ballerino. lunghe e tamburella con le gambe. In realtà non mi sono mai riconosciuto in un genere in particolare, quindi poi sono saltato da una parte all'altra, ho suonato cose diverse, mi sono interessato molto alla musica contemporanea e quindi dalla chitarra classica poi mi sono spostato alla chitarra acustica, alla chitarra elettrica, ho lavorato su diversi generi e le cose che scrivo oggi risentono dell'influenza di tutte queste cose messe insieme. Perché tu Davide, scrivi le musiche che suoni sono tue musiche. Sì, esatto. Quindi sei anche un autore e anche le parole, perché scrivi anche canzoni, quindi anche le parole Scrivo saranno le anche tue. canzoni, esatto, poi magari dopo avremo occasione di parlarne più nel dettaglio. Io ho diversi progetti musicali, uno di questi è un progetto per chitarra solista, che saranno le cose che suonerò oggi qui per voi, però ho anche dei progetti di cantautorato e dintorni, per cui scrivo sia parole che Ecco, musiche. e diciamo che per Davide Montenovi questo non è il suo solo lavoro, perché tu hai hai un duplice lavoro. Questo Esatto. possiamo considerarlo un hobby, una semiprofessione? Che cos'è per te la chitarra? Guarda, non saprei neanche tanto bene come definirla, è una cosa di cui non posso fare a meno. Non è sicuramente il mio primo lavoro, anche perché oggi come oggi lavorare con la musica, insomma, è complicato. È una grande passione sicuramente, diciamo, potrebbe essere considerato un secondo lavoro. Un secondo lavoro o comunque un lavoro parallelo all'altro, diciamo mettiamoli tutti e 2 sullo stesso piano. Senti, Davide, allora a 6 anni ti sei innamorato del chitarrista statunitense Jimi Hendrix, che, tu hai visto per la prima volta in televisione e questo diciamo che ha segnato proprio il tuo percorso. Sì, avevo acceso la televisione, era passato questo video di questo chitarrista afroamericano, tutto pieno di capelli e che suonava la chitarra e mi aveva colpito molto, per cui poi sono andato da mia madre e le ho detto: "Mamma, devo suonare la chitarra anche io." E da lì è cominciato il mio percorso. E allora vogliamo farlo partire anche noi da il percorso da quando partì il tuo? Con con un inserto di Sentiamo un questo. pezzettino di Jimi Hendrix. Ecco, allora proviamo a ascoltare un pezzettino, che questo è stato il là, diciamo, per il nostro Davide Montenovi, giusto? Esatto. Allora sveva.
successe, che quello che in un bambino di 6 anni ha veramente colpito. Che cos'è che ti ha colpito di questo personaggio? Beh, Dicevi i capelli, dicevi ma innanzitutto l'immagine, no, di questo chitarrista che riempiva il palco da solo, e poi la musica era bellissima, mi aveva colpito molto. Quindi l'insieme mi aveva catturato. senti, e quanto ha influito poi nel tuo percorso musicale questa, diciamo, conoscenza così precoce? Ma c'è da dire innanzitutto che io ai tempi non conoscevo la differenza fra chitarra classica, elettrica, acustica, cioè per me era chitarra quella cosa lì, no, quindi io vedo Jimi Hendrix che suona la chitarra elettrica e un secondo dopo sono iscritto a un corso di chitarra classica. Ed è stata però un po' una fortuna questa ignoranza, perché mi ha permesso di, come dire, farmi delle basi solide sullo strumento, che poi è quello che suono tutt'oggi. Però, come vedi, ho cominciato con la chitarra classica, ma poi sono arrivato alla chitarra contemporanea dopo, no? E quindi evidentemente in qualche modo mi è rimasta dentro questa passione per un genere così poco classico. Che adesso ci farai ascoltare naturalmente, perché oggi Davide è qua esclusivamente con la sua chitarra, non abbiamo altri brani musicali da ascoltare se non con la sua bravura e la sua presenza qua in studio, e quindi ci dirai via via che cosa offrirai agli ascoltatori. Intanto voglio già in anticipo ricordare, lo ricordo prima di tutto a te Davide, che se hai dei tuoi amici che ti ascoltano possono chiamare 02 92 94 72 22, perché è un programma in diretta senza filtri né censure, quindi chi ha piacere di telefonare per questo genere un po' diverso anche per me di ascolto. Quindi oggi farò l'ascoltatrice più che la conduttrice, che mi interessano questi brani che, tu eseguirai. Quindi presentaci il primo, il tutto lo devi fare entro 3 minuti, perché io ti controllo con la mia clessidra, vedi la clessidra D'accordo, che è già d'accordo. partita. 3 minuti di tempo per presentare il brano che poi offrirai ai nostri ascoltatori. Okay, e questo che vi suona è un brano che ha delle reminiscenze latinoamericane, dedicato a Marielle Franco, che è stato un'attivista per i diritti umani in Brasile, si è battuta molto sul tema degli abusi della Polizia Federale e poi successivamente dalla Polizia Federale è stata uccisa. Ah beh, non posso abbassare la clessidra, Sono stato ne hai usata velocissimo. pochissimo. Bene, allora il titolo scusa? Marielle. Mariella? Sì. Mariella.
Bravissimo, bravissimo. Cosa dici, Sveva? Davvero molto molto bravo, complimenti. Senti, Grazie, Sveva. senti Davide, io però ti consiglio di riprendere la tua seggiolina perché vieni nascosto dallo schermo del nostro computer, quindi non ti si vede nell'interezza della... Ok, però la mia seggiolina è più bassa di questa. Beh, ma ci penserà Sveva a inquadrarti. Sveva fa una faccia come per dire non ce la farò Oppure mai. oppure ti sposti quando suoni, perché vedi Ok. lo schermo, no, resti nascosto ed è peccato perché è interessante anche per il nostro pubblico vederti proprio mentre... Potresti volendo metterti un pochino... Più di qua. Sì, Va bene. così non vieni nascosto, io ti inquadro magari meglio. D'accordo. no, Però comunque come preferisci. Va bene, dopo ce la studiamo al prossimo non pezzo. non è vero che è meglio che si veda con la sua chitarra, perché ti si vede... Assolutamente, ti si per i vede, nostri telespettatori, esatto, non solo ascoltatori. Ecco, quindi tu organizzati come meglio mettere e poi aiutato da Sveva che ti inquadrerà meglio. Però Va sento bene. molto rumore, sei tu che ti agiti tanto? Ma c'è la sedia è abbastanza cigolante. Ah, la forse è sedia è questa. cingolata. Torna al tuo sgabellino. è arrivato con la Allora aspetta che sgabellina. prendo un'altra sedia. Allora si sposta con Tu un'altra intanto, sedia. Intanto tu parla che ti senti. io parlo. Intanto racconto che il Davide Montenovi rimane particolarmente affascinato dal mondo dei chitarristi fingerstyle, letteralmente stile fatto con le dita, adesso poi torna e ci spiega lui, tecnica usata per chitarra folk ed elettrica. Allora forse sono io che sento molto un rumore di sottofondo, senza uso del plettro, però io il plettro non è che lo veda suonare, lo veda usare sempre. Dici in generale dai musicisti? Sì, o in da generale me? dai chitarristi. Beh, la musica contemporanea spesso si suona a plettro, la musica leggera, rock, blues. E la musica classica? No, la musica classica Ci si vuole il suona plettro? sempre, no, si suona sempre con le dita sulla chitarra. Ah, con le dita, quindi questo stile fingerstyle. Esatto, però diciamo che lo stile fingerstyle in realtà unisce generi musicali di tipo diverso, quindi non attinge alla musica classica, ma attinge da generi come blues, il folk, country e via dicendo, suonandoli con uno stile della mano destra più simile a quello della chitarra classica, però più sporco anche, cioè introduce una serie di tecniche che sulla chitarra classica normalmente non si utilizzano. Scusa Davide, non ti sei messo, ti sei semplicemente abbassato adesso con la tua seggiolina. Te l'avevo detto, la mia sedia è più bassa della vostra. Ma tu devi uscire dal... Posso mettermi di qua? Devi uscire completamente, è vero o no? Perché se vogliamo vederlo con la chitarra, ecco, forse così va meglio. Cosa dici? No, perché Sì, di qua. segui le direttive della nostra regista. Ok. Ecco, oh bello, Un finalmente. compromesso accettabile? Sì, Ok. adesso ti vediamo con la chitarra, quindi ecco, benissimo. Allora, cari amici, ospite oggi dei nostri studi, come vedete sono sempre programmi in estemporanea, così molto molto discorsivi, molto piacevoli, penso anche per lo stesso ospite, no? Che lo si trova a disagio con domande particolari già prestabilite. Noi andiamo un po' a ruota libera. Non è meglio, Davide? Sì, sicuramente. Facciamo una chiacchiera informale. E se ti chiedono di improvvisare, per esempio, tu che cosa improvvisi? Ma in realtà io non sono un grande improvvisatore. L'improvvisazione è un genere che, insomma, Non ti una cosa che piacciono? appartiene di più al jazz, sicuramente non è un genere su cui io sia specializzato. Senti Davide, tu hai anche diversi gruppi, suoni in trio, suoni in duo, non suoni sempre solo, No, suoni infatti, fra l'altro prevalentemente... questa sera ho un concerto nella zona di Bergamo, con una formazione che si chiama Nylon, in cui siamo in 3. C'è un cantante che si chiama Filippo Milani, un violoncellista che credo tu conosca bene, che si chiama Adriano È Cancro. stato nostro ospite, molto bravo, molto versatile.
E noi siamo in 3, questa è la formazione, e facciamo cantautorato, e in questo progetto le canzoni le scrivo o io o il cantante Filippo. Quindi nella scaletta che hai portato comunque non c'è nulla di quello che eseguirai stasera, oppure c'è No, in qualcosa? realtà io avevo pensato di cantare qualcosa oggi, ma in Bravo. realtà mi trovi qui piuttosto afono e senza voce, Quindi rinunci? quindi rinuncio per non torturare nessuno e mi limiterò a suonare delle cose. Vabbè, allora presentaci il prossimo brano. Che cosa hai Il prossimo scelto? brano è quello con cui in realtà ci siamo conosciuti io e te. Molto bello, sì, un brano molto delicato, molto dolce, che io ho sentito per la prima volta in un'occasione un po' dolorosa, ma che mi fa piacere molto riascoltare. Ha un titolo Il questo brano brano? si chiama Alfonsina y el mar, degli autori Ramírez e Luna, e è un brano insomma della tradizione latinoamericana anche in questo caso, che è stato reso famoso dall'interpretazione di Mercedes Sosa, che è una delle cantanti più famose di quell'area. Quindi questo non è un brano di tua No, composizione? questo è l'unico che suonerò oggi che non è di mia composizione, è un brano molto bello che è ispirato alla vicenda di Alfonsina Storni, che era una poetessa di origine svizzera, poi successivamente trapiantata, che ha vissuto tutta la vita in Argentina. Questa poetessa che poi è morta suicida in mare, e infatti la canzone ha questa chiusa, dormida Alfonsina vestita del mar, dorme Alfonsina vestita del mare. È molto bello, è molto dolce, lievemente malinconico, e quindi lo ascoltiamo con molto interesse e curiosità, penso, per i nostri amici in ascolto.
Molto bello, bellissimo. Nonostante la fine tragica di Alfonsina, molto bello questo brano, sempre malinconici i brani argentini. Hanno sempre un qualche di nostalgico, di triste di sottofondo, però molto bello, molto bello. Di questi brani ne hai diversi nel tuo repertorio oppure variano e quindi questo è un po' uno a sé stante? Questo è un po' uno a sé Uno a stante, sé ecco. stante. Vedi che va meglio con come ti sei messo a suonare la chitarra? Anche Sveva è Nos più contento. Il pubblico ti ha visto molto bene. Senti Davide, allora andiamo avanti ancora così a conoscerti. Tu da che cosa ti fai scrivi canzoni anche, canzoni che nascono da diverse influenze. Sì, Queste sì, sì, sì. influenze che influenze sono? Sono Beh, influenze per esempio sui brani, strumentali che scrivo, secondo me insomma è indicativo di qual è una delle mie fonti di ispirazione, ogni canzone porta il nome di una donna che, si è battuta per i diritti civili, per i diritti delle minoranze. Infatti la prima che ho suonato si chiamava Marielle, dedicata a Marielle Franco, ma anche tutte le altre sono così, no, son tutte hanno lo stesso fil rouge. Quindi sicuramente il tema sociale mi è molto caro ed è una cosa da cui attingo quando scrivo canzoni. Le canzoni cantate invece attingono da argomenti più disparati. Adesso, con questa formazione che si chiama Nylon, da qui a qualche mese uscirà un album e ci sono canzoni, più divertenti, ironiche, sarcastiche, ci sono sempre canzoni che affrontano temi sociali, però ci sono anche, argomenti molto più scanzonati, e e poi c'hai un trio che si chiama anche Sberle Amare. esatto, E Sberle Amare perché? che fra l'altro, Alfonsina Yelmar, nella sua versione cantata, fa parte del repertorio di queste Sberle Amare. Si chiama così perché, il progetto lavora su canzoni popolari e di cantautorato, che trattano di temi sociali, affrontati dagli autori di queste canzoni in tempi passati, temi sociali che però sono tuttora, come dire, contemporanei, attuali, quindi ogni canzone rappresenta come dire, una sberla, su perché tratta di argomenti che sono sensibili tutt'oggi. Vabbè, allora sentiamo il prossimo argomento, allora che cosa tratta? Sempre nome Allora, di donna? sì, sempre nome di donna, che è Rosario Castellano. Rosario Castellano è un nome di donna, Rosario in realtà, ed è un'autore messicana, è stata un'autrice messicana, che si è battuta per il femminismo, per i diritti delle donne. Quindi molto attuale anche ai tempi nostri, anzi Sempre attuale, sì. sempre attuale purtroppo. Allora, quindi la musica in questo caso non è tua? No, in questo caso è mia, Ah, esatto. questa caso è tua. Sì, sì. Va bene. Allora. Lei era una scrittrice Ah, in era una scrittrice, particolare. quindi ti sei Esatto. attenuto alle parole della scrittrice. Sì, diciamo Va di sì. bene. Lo stacco pubblicitario. Va bene, allora lasciamo un attimo la linea alla regia, tu intanto ti metti bene in posizione Credo di che questa posizione possa andar bene, se Sveva è d'accordo ci siamo. Sveva dice di sì, quindi a spazio pubblicitario e poi torniamo naturalmente in diretta con te, con tutto i nostri ascoltatori. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Per le mamme e i papà, ma anche per chi non ha figli. Se volete ascoltarmi e parlare con me di pedagogia, attualità, società, costume, seguitemi su Radio Libertà. Largo ai bambini con Francesca Corbella ogni giovedì alle 16:35. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale.
Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. E torniamo in diretta, carissimi amici, brevissimo stacco pubblicitario. Il nostro ospite Davide Montenovi con la sua chitarra, con la sua bella chitarra che suonerà esclusivamente per il nostro pubblico, per i nostri ascoltatori, per i nostri telespettatori, e quindi dunque avevi presentato questa canzone, questo brano musicale, Rosario, che se vuoi ripetere in 2 secondi nel caso che qualcuno si fosse sintonizzato ora. La canzone è dedicata a Rosario Castellanos, attivista per i diritti delle donne in Messico. Va bene, detto in 2 parole è sufficiente. Direi che è sufficiente. Ma bravo. Sveva, aspetto sempre che da te commenti. Tutti assolutamente positivi. Positivi, bene. Senti, il pubblico che verrà questa sera ad ascoltarvi, che tipo di pubblico è? Giovane, meno giovane, giovanissimo, appassionato di chitarra?
eterogeneo. Ma questo è difficile da dirsi perché è la prima volta che andiamo a suonare in questo locale. Ma generalmente così come pubblico che viene a seguirvi? Direi dal giovane alla mezza età e, gente che ha voglia di uscire, di divertirsi, il nostro è uno spettacolo abbastanza divertente, simpatico, coinvolgente. Adesso poi ci fai sentire, anche se non era in programma, forse da parte tua, un brano cantato da te. Ah, impossibile, sono Perché? completamente senza voce. Una chiamata in linea, va bene. Pronto? Buongiorno Retta, sono Elisa. Buongiorno Elisa. Allora, Buongiorno, la nostra fedele allora ci ascoltatrice. limiteremo ad ascoltare il maestro invece che sentirlo cantare, visto che non può cantare afono, perché è afono. ma noi ci accontentiamo. Bellissimo il pezzo di sua composizione, anche gli altri veramente, vabbè, bravissimo. Poi grazie per essersi messo anche davanti alla telecamera, così si vedono bene le dita che suonano. perché appunto. veramente, sì, infatti, è lo stesso pensiero che avevo avuto io durante l'ascolto della prima musica, che dico purtroppo peccato che non si vedano le dita, sembra la cosa più naturale del mondo suonare, invece che Ecco. immagino sia difficilissimo, veramente bravissimo. Poi bella proprio anche la musica. E Grazie adesso andiamo mille. avanti ancora per mezz'ora ad ascoltarla. Grazie. Infatti ascolto e ringrazio, e quindi buona trasmissione. Grazie, Buona Elisa. prosecuzione. Grazie. Arrivederci, grazie. Grazie, buon ascolto. Allora, sei afono, ma probabilmente ce la fai. No, veramente non ce la No, non ce la faccio, fai. no, la situazione è drammatica, veramente drammatica. Quindi meno male che stasera canta Filippo, ci penserà lui alla parte canora. Senti, e poi, avete anche la chitarra classica di Elena Mill, no, questa giovane cantautrice Sì, che scrive le Elena, proprie canzoni. è un bel personaggio che mi è capitato di incontrare in un locale dove c'era un cosiddetto open mic, cioè chi voleva poteva salire sul palco a cantare una canzone. E a un certo punto sale questa ragazza giovanissima con in braccio un ukelele, che sarebbe Che questo bello l'ukelele. piccolo Sì, chitarrino a 4 certo. corde. E sale sul palco e apparentemente si dimenticano di collegarle l'ukelele all'impianto, per cui quando comincia a suonare questo ukelele non si Non si sente e si sente. sente esclusivamente la voce. E lei canta questa canzone strappando al pubblico presente degli applausi a scena aperta, tanto era bella la sua voce, tanto era coinvolgente quello che stava facendo, che pur non sentendosi lo strumento, la gente è riuscita ad apprezzarlo. Così, quando ha finito di suonare, sono andato a complimentarmi e alla prima occasione sono andato a sentire un suo concerto e tutto il suo concerto era suonato con questo ukelele. Ora, a me l'ukelele è anche simpatico come strumento, ma un intero concerto a base di ukelele tende a diventare un po' impegnativo. Così mi sono proposto di darle una mano e di accompagnarla alla chitarra in questo suo Vedi che progetto. bella, occasione. Sì. E avete poi proseguito Sì, stiamo proseguendo e fra l'altro oggi, Elena è a Macerata, perché ha passato le selezioni di Musicultura, che è forse il concorso canoro più importante che ci sia in Italia, insomma sicuramente uno dei più importanti, ed è nella rosa dei 60 finalisti. Se vi passerà anche questa selezione, parteciperà alle finalissime a Macerata. Bene, allora poi la porterai qua nei nostri studi. Certo, Senti, allora passiamo ancora alla tua chitarra, visto che è così apprezzata dai nostri ascoltatori. Che cosa ci fai sentire adesso? Sempre un nome di donna, sempre un nome femminile, sempre un tema sociale? Cosa Sì, c'è? in realtà in questo caso la donna in questione non è un'attivista, ma la canzone è dedicata a Viola Franco, e si chiama Viola, appunto, che è una donna che ai primi del Novecento era stata rapita in Sicilia, sottoposta a violenza da quest'uomo che si chiamava Melodia, e che poi a distanza di una settimana si è presentato dai genitori di questa ragazza per fare la cosiddetta paciata. Per riparare. Era esattamente, ne conseguiva che siccome la donna era stata svergognata, per risolvere la questione dal punto di vista sociale, si passava a un matrimonio riparatore. Ma Viola Franco e la sua famiglia si sono opposti a quest'uso e hanno fatto valere i propri diritti in tribunale. È stato forse il primo Sì, caso in ha Italia, dato il quantomeno via. il caso più importante. Sì, ma non è così antico, non è così di No, perché se non mi ricordo male parliamo forse del 1935, insomma. ed è così, pensavo fosse più recente, perché No, una mi cosa pare che del ricordo 35, del sì. 35. Va bene, allora prepara la chitarra, toglie la cuffia, si sposta di seggiolina, no, Non credo che rimarrò qua. resti sulla seggiolina, però la chitarra si vede bene.
la corda si scorda facilmente, si scorda. Questo brano richiede un'accordatura particolare. Allora, accettiamo anche.
Bravo, bravo, bravo. Ecco, volevo farti 2 domande. La prima, se ti sei anche un po' ispirato a del folklore siciliano, hai attinto un pochino a delle melodie siciliane, qualcosa mi pareva di avvertire. Guarda, non ti saprei dire in realtà, Ti è non ti venuto saprei dire. spontaneo. Sì, perché i vari generi, le varie influenze quando scrivo emergono da sole, non è che faccia delle riflessioni, che vada a cercare Ti un viene genere o spontaneo, l'altro. dici: "Sono in Esatto, Sicilia, quindi magari qualcosa ti può ti" darsi. Senti, e poi un'altra cosa, come si definisce questa musica? Pop? Non lo so, io chiedo, perché sono completamente Anche qua mi cogli impreparato. ah sì? Non te lo saprei dire perché sicuramente c'è una grande componente di chitarra classica nelle cose che suono. Poi però, ci entrano dentro tanti stili, tante influenze, tante cose diverse, quindi non saprei Non darti ha una un genere suo, definizione insomma. preciso. E in generale Oppu non mi piace particolarmente cercare di No, no, chiudermi in no, un genere. certo, però siccome tu parli di comunque di chitarra pop, chitarra folk, chitarra insomma jazz, hai fatto dei riferimenti a, dei tipi di chitarra o di suono di chitarra. Quindi mi chiedevo, ecco, se, rientravano in qualche cosa del genere, essendo appunto abbastanza digiuna di chitarra di questo genere. Però è molto piacevole e il, CD che state preparando che cosa conterrà? Beh, conterrà soltanto canzoni cantate, perché i Nylon fanno un cantautorato, quindi saranno solo canzoni cantate. Ci saranno dentro una decina di tracce diverse che tratteranno varie tematiche, alcune più leggere, altre più sociali. Chiedo scusa, sono io che Stiamo lavorando a questo CD in realtà da mesi, quindi insomma è proprio un investimento di energie, di tempo, di creatività molto grande che stiamo facendo, insomma speriamo che sarà, all'altezza delle Quindi aspettative. senti, voi avete io trovo un'altra formazione qui nella tua scaletta, Heart e Sound, pop Heart e and rock. Sound, Ecco, sì. qui vedi che c'è un pop e rock. Qua andiamo sul pop e rock, esatto, puro. In realtà questo è un progetto che porto avanti con un cantante straordinario che si chiama Jacopo Brusca. Siamo solo in 2, chitarra e voce, e suoniamo in realtà prevalentemente per eventi privati, eventi aziendali e cose di questo tipo. E in questo caso suono la chitarra acustica, però appoggiandomi anche ad uno strumento che si chiama Loop Station, che mi permette di registrare delle basi in tempo reale di chitarra per poi suonarci sopra e fare delle sovrapposizioni musicali. Ma io preferisco la chitarra sola. Senti, allora qui Immaginavo. vedo la scaletta, ci sono leggo io, Alfonsina, Mariella, Franca, Eva, Coretta. Le hai fatte non le hai fatte tutte. Angela, No, no, sono un sacco. Violetta, Stasera oggi ne Rachele. facciamo soltanto Cosa qualcuno. prendiamo adesso? Virginia, Ma magari vi suono Coretta, Coretta, che è sì. dedicata a Coretta King, moglie del più famoso Martin Luther King, ma in realtà Coretta è stata anche lei un'attivista, si è battuta molto per i diritti delle donne, dei diritti, dei neri negli Stati Uniti, ed era fra l'altro una cantante che cantava gospel, Ah, e simpatica molte delle Coretta. sue canzoni, trattavano di temi sociali. Bene, no, prepara la chitarra, Coretta poi è quasi come il mio nome, c'è una C davanti e quindi va bene. Ascoltiamo Chi ci riconosce? Coretta. Coretta veramente ha un elenco di figure femminili qua che sarebbero tutte da ascoltare, ma non ce la facciamo. Ecco, però bisogna raccordare la chitarra com'era accordata prima.
Bravo, bravo. Stavo pensando quando tu, scrivi una canzone se, prima la scrivi su spartito, No. come fai a comporre? La incidi direttamente? Ecco, come nasce una Come canzone? diceva Vasco Rossi, le canzoni nascono da sole, come i fiori, quindi vengono fuori così dalle dita, Ho capito, dall'ispirazione del ma puoi momento. ricordarsele? Ricordarsele O improvvisi qualche se volta? le Ti cap ricordano le dita, nelle Davvero? canzoni, sì. Ah, che bello, se le ricordano le Sì, dita. sì, sì. Non è una cosa di testa, è una cosa di manualità, Ma se uno volesse, mhmm, suonare una tua canzone, come fa se non ha lo con spartito? tanta pazienza dovrebbe mettersi lì e cercare di copiare quello che faccio, perché oggi non ci sono spartiti distribuiti. In realtà tutte le mie canzoni poi sono state depositate in SIAE, quindi c'è uno spartito da qualche parte che è stato utilizzato per fare il deposito, però in realtà non sono pubblicati in giro, non sono disponibili. Quindi dovrebbe o cercare di copiare la canzone o contattarmi per chiedermi lo spartito della canzone. Ecco, intanto sollecitiamo i nostri ascoltatori se volessero, perché poi Sveva chiude le linee e non possono più intervenire, quindi affrettatevi se volete salutare il nostro gratitissimo Davide Montenovi. 02, ma ormai lo sapranno, lo leggono anche sotto il computer, 0292947222. Sono tutti numeri pari, hai visto? Senti, allora, che cosa ci racconti Ma io vi di questo tuo percorso? racconterei, prima del percorso magari vi racconterei, cioè vi direi un paio di appuntamenti, se qualcuno ha Bravo. voglia di Allora, uno a venire. Bergamo, quasi Bergamo questa sera. Esatto, questa sera in questo locale che si chiama Chiedo scusa. Giocoala, che mi pare che sia in un paese che si chiama Osi o di sopra, di sotto, non mi ricordo se Eh, sopra o sotto, comunque lo so. Giocoala si trova facilmente, dove Gioco suonerò con i Nylon, mentre questo giovedì, il 20 di marzo, suonerò a Pavia, in un locale che si chiama Fulot, insieme a Fiolotta. Elena Mill, che è questa giovane Ah, cantautrice. viene allora, dopo Sì. l'esame. Sì, 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 Elena Mil. esatto. E il 6 di aprile, sempre con i Nylon, suonerò a Milano, allo Spirit de Milan, che è un locale meraviglioso. Il 18 aprile suonerò a Belgioioso, in provincia di Pavia, Bella, bella, sempre insieme sì. ai Nylon. Per chi avesse voglia di sentire le sberle amare e quindi di prendere delle sberle morali, venerdì 9 maggio suonerò a Cascinette insieme alle sberle amare. Dov'è Cascinette? Sarà Cascinette è nel a Milano, Milano Est. comunque ne hai abbastanza di impegni, Sì, calcolando sì, che sì, è la sì. professione numero 2 o numero 1, non so, scegli Esatto, tu. esatto. E poi in realtà c'è questo progetto di canzoni mie strumentali che vorrei sviluppare, e probabilmente ci lavorerò col nostro amico Adriano Cancro, violoncellista che è stato ospite da te, settimana scorsa mi pare, e un percussionista che probabilmente sarà Nicolò Torciani, Ah, sì. uno straordinario musicista. Bene, beh, sei in ottima compagnia. Senti, allora andiamo avanti perché il tempo si assottiglia. Che cosa ci offri allora di queste fanciulle, chiamiamole fanciulle? Allora, vi Ma suonerò, Angela, che è dedicata ad Angela Davis, anche lei attivista per i diritti degli afroamericani negli Stati Uniti, che si è trovata a un certo punto incarcerata per il suo impegno politico, successivamente scagionata e ha dedicato la vita ai diritti sociali, in particolare legato al tema delle carceri negli Stati Uniti. va bene, ascoltiamola, anche questo è un brano strumentale, non avrebbe la Esattamente. voce da accompagnamento.
Bravo, bravo anche perché siamo arrivati al termine giusto della nostra trasmissione e poi hai dedicato questi brani a queste figure femminili che io nel frattempo ho sbirciato, arrivano veramente da tutto il mondo purtroppo, a tutte le donne del mondo, diciamo, non tutte, ma una buona rappresentanza ha subito di queste violenze, di queste crudeltà sul serio e Sì, ancora non si fa abbastanza in per la realtà verità. tante donne poi si sono impegnate per diritti civili, ma sono state dimenticate dalla storia. Sì, dobbiamo chiudere, certo. Allora, caro Davide, dobbiamo chiudere il nostro programma. Io naturalmente ti ringrazio tantissimo questa tua presenza proprio così Grazie a te per l'ospitalità. estemporanea. Adesso ci facciamo la foto ricordo naturalmente e grazie a Sveva, ai nostri amici buon weekend, ci sentiamo la settimana prossima e a te buon concerto questa sera. Se non fosse vicino a Bergamo, Orio di no cos'è? Osio. Osio di sopra o di sotto, che anch'io non so mai qual è, verrei ad ascoltarti. Ci sarà Però un'altra occasione. comincia alle 10 e io alle 10 francamente. Grazie carissimi amici, grazie ancora a Davide Montenovi, grazie a Sveva e alla settimana prossima. Grazie a tutti. Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Cei. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla